celebra a San Fiore il 60° anniversario del gruppo Alpini. A livello di territorio, come considera cerimonie di questo tipo? È un momento assolutamente significativo che ci ricorda l'importanza del Corpo degli Alpini per la nostra comunità, per il volontariato, per l'azione quotidiana che fanno a sostegno delle nostre amministrazioni ed in tutti i momenti di difficoltà. Ne abbiamo avuto prova in particolare nell'ultima pandemia. Durante questi momenti drammatici gli alpini sono stati indispensabili assolutamente per dare supporto a tutta la catena di volontariato rispetto alla pandemia, alla situazione di emergenza sanitaria. È anche l'occasione di inaugurare questo monumento, un monumento dedicato alla memoria dei caduti di tutte le guerre, che è sicuramente significativo per rappresentare valori che vanno continuamente affermati e difesi. Oggi cerimonia per gli alpini, ma anche inaugurazione di una scultura particolare. Tutto questo che valore ha rappresentato per la sua comunità di San Fior? Come hai sentito, tutta la mattinata è stata piena di interventi sui valori. Lo stesso scultura ha sottolineato la dottoressa Gava, che l'ha presentata, proprio un concentrato di valori, il cuore squarciato, e quindi per la comunità penso possa essere una scrollata, come dico io, di rifar rivivere, ripetiamo, i valori alpini e quello che io stesso ho augurato a tutti di diventare un po' più alpini. È stata una cerimonia meravigliosa. È stato un po' difficile questo periodo organizzarla, specialmente con quello che è successo nella chiesa parrocchiale, che abbiamo dovuto sconvolgere un po' tutti i programmi. Comunque gli alpini non prendono paura, e gli alpini hanno risolto, e mi sembra che la festa sia riuscitissima. Qual è il significato che ha voluto dare a questa scultura così particolare? È un significato molto importante per me, e non era facile pensare a qualcosa che rendesse l'idea. Quando ho saputo che veniva posta sopra un altare ai caduti, in ricordo ai caduti delle due guerre, ho immaginato proprio questa forma circolare trapassata da un proiettile, ma come è stato spiegato anche dalla dottoressa Lorena Gava, quando c'è una perdita c'è una ferita, questa ferita gronda sangue e questa ferita rappresenta un cuore. Il cuore è il posto dove noi mettiamo i ricordi, no? In sintesi, comunque, volevo rappresentare questo ipotetico proiettile che passava, squarciava, lacerava, ma che però apriva anche un'ulteriore prospettiva, che è la luce, insomma, verso qualcosa di diverso, di altro, di ulteriore. Prima ha parlato dell'arte a servizio del ricordo. Quanto è importante il ricordo e come viene rappresentato il ricordo in questa cerimonia? Il ricordo è importantissimo. Dicevo infatti prima, la parola ricordo ci riporta all'etimologia della parola, che è cuore. Il ricordo è un qualcosa che ci riguarda direttamente e il ricordo è immortale, quello che ci fa sopravvivere al tempo. Le opere sopravvivono al tempo e quest'opera, che ha il titolo significativo Ricordo, è proprio un'opera innalzata a ricordare tutte le persone scomparse, le persone vittime di guerra, ma anche le persone amate che ci hanno lasciato. E per simboleggiare proprio questa perdita e quindi anche il bisogno di ricordare, di sentire questa perdita, l'artista Pasquale ha pensato alla forma del cerchio. Il cerchio, che è una forma antica, è una forma che è sopravvissuta, diciamo, nelle civiltà, ma raggiunge in maniera piena e forte tutto il mondo cristiano. Simboleggia proprio l'idea della vita che passa, del tempo, della vita che nasce, si chiude, completa il cerchio. Un cerchio questo, una forma circolare questa di Alberto, che vede poi la presenza di una parte cava di un foro, che può essere il foro di un proiettile, ma anche il foro della ferita, proprio causata da una perdita. E questo foro, a ben guardare, ha la forma di un cuore che è nella scultura il cuore che è dentro di noi e quel cuore che ci aiuta davvero a guardare oltre.